Ci fermiamo, poi non conviene e andranno arati. Sorriso amaro per questo produttore di radicchio rosso IGP. Annata già chiusa e aratro che passerà su queste piante che, come si dice in gergo, hanno filato. Questo radicchio non produce più il cuore, resta, anche se lo imbianchi, resta con le sue caratteristiche vuoto. Ma ad esempio quest'altro invece che è verde, ti ha trovato verde. Questo potrà anche maturare, ma resta piccolo e non fa il peso. Colpa del cambiamento climatico che ha sconvolto il ritmo della produzione, che prevede trapianti scaglionati per dare ai consumatori il massimo da fine novembre a fine febbraio. Dall'ottobre a novembre, a dicembre, a gennaio, però loro hanno mantenuto le stesse caratteristiche qualitative Praticamente i gaffi a tutti? Tutti, di tutte le varietà. E adesso con le temperature che vanno su, la luce che aumenta, diventano di foglia non più dolce, non più gustosa, vanno verso primavera con gusto amaro. E non va meglio tra i vivaisti, già preoccupati per la prossima annata se continua così il cambiamento climatico. Bisogna vedere con i produttori di seme o quello che è cosa si può fare o cosa si può raggiungere. Per il momento non abbiamo ancora niente da pensare. Quindi il radicchio di Treviso, perché trovi il freddo, bisogna portarlo a Feltre? Bisogna cambiare ambiente. E quindi cosa diventerà il radicchio di Feltre? Il radicchio di Belluno. E questo era un sunto del servizio che è andato in onda su uno dei nostri telegiornali qualche settimana fa. Benvenuti a una nuova puntata di Agricoltura Veneta dedicata proprio al radicchio rosso di Treviso e al suo futuro, se è un futuro quello magari spostato a Belluno. Una provocazione sicuramente adesso, ma forse c'è qualche realtà. E allora siamo venuti a chiederlo al consorzio di tutela del radicchio rosso di Treviso e lo chiediamo al direttore Denis Susanna. Ma allora, a Belluno il prossimo anno il radicchio? Assolutamente no, radicchio continueremo a farlo nell'areale IGP nei 24 comuni fra Treviso, Padova e Venezia. Però bisogna ammettere che il cambiamento climatico sta cambiando le carte in tavola anche nella produzione del radicchio. Chi nega il cambiamento climatico o mente o è uno sciocco. Il consorzio, oltre che in azioni di tutela, di promozione e di valorizzazione, è naturalmente impegnato anche nelle azioni di ricerca scientifica e di sostegno tecnico agronomico alla base produttiva. Noi al nostro interno abbiamo dei produttori che oltre a produrre il radicchio producono anche il seme del radicchio. Ha il vantaggio di saper adattare le singole piante proprio ai cambiamenti che ci sono. Naturalmente anche la tecnica agronomica ha la sua importanza e per questo il consorzio 2 anni fa ha modificato il disciplinare di produzione. Noi oggi abbiamo spostato le date dei trapianti, abbiamo innovato anche quella che è la densità, diciamo, di piante per metro quadro e soprattutto abbiamo anche adattato il disciplinare al minor freddo. Dal mio punto di vista, ed è un appello quindi che faccio anche agli agricoltori che non sono iscritti al consorzio, è di aderire alle nostre serate di formazione, ai nostri incontri. Dopodiché ribadisco, insomma, i problemi ci sono, vanno affrontati. E proprio per questo il nostro viaggio sul radicchio rosso inizia con un agrotecnico, subito dopo i titoli. Radicchio di Treviso e cambiamenti climatici, dalla provocazione del suo trasferimento nella più fredda Belluno, l'analisi del futuro non solo di un prodotto, ma di un'intera economia che punta sul miglioramento genetico per mantenerlo lungo il sile. Via libera dall'Unione Europea per l'utilizzo anche in Italia della polvere sgrassata di grillo domestico. Si potranno produrre pane, pasta, pizza e biscotti, ma anche integrare altri prodotti con base farina da grilli trattati e macinati. 140 milioni di euro per un impianto di valorizzazione energetica dei fanghi prodotti dai depuratori urbani. Il progetto dell'ENI dovrebbe concretizzarsi alle ex raffinerie di Porto Marghera. 100 milioni di euro per ammodernare i frantoi, stanziati dal Ministero, saranno assegnati con bandi regionali. È una parte del $500 miliardi già stabilito per finanziare l'agricoltura di precisione con meccanizzazione agricola. Passate le feste, ora è tempo di pulizia in casa anche per le nostre piante. Tanti piccoli accorgimenti suggeriti dal nostro Diano Favaretto per rendere i nostri angoli verdi ancora più sani e lucenti. È il trattore della ricostruzione del dopoguerra, frutto non solo di genio meccanico ma anche di abilità negli affari. Abramo Mason ci racconta le gesta
E allora, per capire meglio la situazione del radicchio, ci siamo spostati in campo e siamo con Diego Rodvaldo, che è un agrotecnico. Questa stagione come sta andando per il radicchio? Sta andando, diciamo, in maniera abbastanza normale, e l'abbastanza è legata che non ci sono le brinate, però il prodotto, se noi lo guardiamo, è un prodotto che ormai è prossimo alla raccolta, e per prossimità vuol dire che ha ancora una parte di foglie verdi e la parte interna che comincia a prendere il colore rosso. Ecco, però dicono che non fa il cuore. Siamo a gennaio, però le piante a gennaio normalmente in campagna il cuore non lo devono avere, in quanto se io ho una fortissima brinata, se ho un cuore chiuso con la brinata la pianta si rovina. Se ho invece un cuore molto morbido, con le brinate la pianta continua a respirare e automaticamente continua a crescere. La lunghezza di questo fogliame è fuori misura rispetto all'annata o comunque al solito, no? Non essendoci state le brinate, la pianta ha continuato a crescere. E il fatto che cominci a filare poi compromette la qualità poi nell'imbiancatura? Assolutamente non c'entra nulla, perché la pianta un po' più lunga basta togliere un giro di foglie in più nella fase di pre-imbianchimento. Togliendo un giro di foglie in più costringo la pianta a lavorare di più nel cuore e automaticamente me ne esce un prodotto estremamente bello. Il cambiamento del possibile amaro potrebbe esserci se io raccolgo un materiale che è in sovramaturazione, perché la cosa fondamentale è verificare se la mia merce è pronta per essere raccolta, e per pronta vuol dire che deve avere le sue caratteristiche, non tantissimo rosso e ancora delle foglie verdi. Se non ho queste caratteristiche ritardo la raccolta, o nel caso contrario ho una pianta estremamente rossa che comincia a diventare troppo corta, devo pensare di lasciar perdere quella varietà o quell'appezzamento e andare sull'appezzamento successivo, perché è la professionalità dell'agricoltore che rende il prodotto di estrema qualità. E l'altro problema è: io raccolgo tanto scarto, i cuori sono piccoli, pesano poco, per quello che li lavoro non mi conviene. Diciamo, l'annata è un'annata difficile, sicuramente non avrò la produzione degli altri anni, però stiamo facendo dei ragionamenti che sono ancora incompleti, perché siamo ancora a inizio gennaio, mancano ancora 2 mesi e mezzo, che sono i 2 mesi e mezzo dove le rese per ettaro sono quelle più alte. Con questo cambiamento climatico, il radicchio rosso continuerà a essere di Treviso o, come ha detto qualcuno, dovrà andare a Belluno perché è più freddo? È semplice: se la condizione climatica va sempre più nell'aumentare le temperature, bisogna solamente cercare di sistemare la programmazione con varietà più precoci e varietà più tardive, ma la cosa fondamentale è che dobbiamo spostare i momenti di trapianto. Invece di partire da metà di luglio andremo verso il 20-25 di luglio, e invece di chiudere i trapianti alla fine di luglio andremo verso il 10-15 di agosto. Quei 7 giorni nel ciclo di produzione sembrano pochi, ma potrebbero diventare 25-30 giorni di ritardo nella raccolta. Lo spostare la data di trapianto significa dare più naturalità alla pianta, nel senso che riesce a maturare in maniera più adeguata. Ho risolto il mio problema e il radicchio rimane a Treviso. Grazie. Adesso le notizie. Arriva anche in Italia il permesso dall'Unione Europea di utilizzare la polvere sgrassata di grillo domestico. Vale a dire che si potranno produrre pane, pasta, pizza e biscotti, ma anche integrare altri prodotti con base farina da grilli trattati e macinati. Insorgono le organizzazioni agricole contrarie a una concorrenza con le nostre farine vegetali da tutelare e non penalizzare. Va ricordato che comunque dall'Unione Europea è già possibile commercializzare anche la larva gialla della farina e le locuste.
Potrebbe sorgere presto nelle ex raffinerie di Marghera il primo impianto per la valorizzazione energetica dei fanghi di depurazione civile. A realizzarla Eni Rewind, che ha presentato un progetto alla Regione Veneto con un investimento stimato di 140 milioni di euro e il riutilizzo di un'area dismessa nel petrolchimico a Porto Marghera. I fanghi da depurazione delle acque civili sono soggetti a norme sempre più restrittive sul loro impiego, in particolare per lo spargimento in agricoltura. Dal processo di trattamento dei fanghi si produce energia elettrica mediante caldaie a recupero termico che generano vapore surriscaldato impiegato per l'essiccamento dei fanghi conferiti. Il surplus energetico sarà immesso nella rete elettrica. Crisi idrica già all'orizzonte per questo 2023. A indicarla i consorzi di bonifica con i dati dell'ultimo bollettino in cui si sottolinea come i primi 3 mesi dell'anno idrologico, ottobre, novembre e dicembre, si sono conclusi con un deficit di precipitazioni di oltre il 28% rispetto alla media del periodo. La mancanza di piogge significative e le alte temperature hanno ostacolato la ricostruzione delle riserve, mentre con la probabile mancanza d'acqua tra gennaio e febbraio la stagione irrigua partirà già in grave deficit idrico. A soffrire sono soprattutto le falde, che sono ai minimi rispetto alle medie del periodo. Il caro energia continua a impattare sulla filiera dei mercati all'ingrosso e a scoraggiare i 2.500 operatori attivi nel settore ittico e ortofrutticolo. L'83% nel caso dei mercati ittici e l'87% nel caso dell'ortofrutticolo sostengono infatti di aver subito importanti conseguenze in seguito all'impennata dei prezzi delle forniture energetiche. Tra i dati forniti da Italmercati, significativa la classifica stilata dagli operatori sui prodotti ittici che hanno subito una minor commercializzazione. Primo il cefalo, a seguire l'acciuga, la sardina, la seppia, la trota, l'orata, la spigola di allevamento e infine le mazzancolle. Il Ministero per l'Agricoltura ha stanziato 100 milioni di euro per il rammodernamento dei frantoi italiani. La suddivisione e l'assegnazione saranno stabilite su bandi regionali. A questi il Ministero ha aggiunto altri 400 milioni di euro per l'agricoltura di precisione con meccanizzazione agricola e alimentare. Anche questi suddivisi su base regionale e assegnabili con appositi bandi. Rimaniamo in campo con Cristian Morandin, che è il produttore. Abbiamo capito che coltivare radicchio non è una cosa semplice, perché bisogna stare attenti al seme, bisogna stare attenti al trapianto, bisogna stare attenti anche alla maturazione. Sul radicchio di Treviso esistono moltissime varietà, dove noi ogni anno scegliamo le varietà più adatte per avere una maturazione sempre costante. Decidiamo anche i tempi di trapianto e soprattutto anche il momento della raccolta. Questo cambiamento climatico vi sta penalizzando molto. Il cambiamento climatico è stato sto anno abbastanza forte, nel senso che quest'estate è stata abbastanza siccitosa, quindi abbiamo dovuto intervenire frequentemente con le irrigazioni e nel periodo di ottobre-novembre il caldo ha portato magari il radicchio a una maturazione più avanzata, però se il produttore in campo fa il suo lavoro fatto bene riusciamo anche ad avere una qualità buona sul prodotto. Dobbiamo stare attenti nei trapianti, nei tempi di trapianti e soprattutto monitorare costantemente in campo che il prodotto sia maturo giusto nel momento della raccolta, perché nel momento in cui io ho un prodotto sovramaturo in campo potrei avere poi dei problemi nell'imbianchimento nella fase successiva, e la stessa cosa anche avere un prodotto troppo crudo in campo nel momento della raccolta potrebbe darmi dei problemi in maturazione, in imbianchimento. Ecco, proprio per questo se noi ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi riprendiamo dal procedimento di imbianchimento. Radicchio in bianca per la seconda parte di Agricoltura Veneta. Vi stiamo raccontando i problemi che stanno affrontando i produttori di radicchio per quanto riguarda il cambiamento climatico qui in provincia di Treviso. Siamo con Cristian Morandin, che è uno dei produttori. La fase di imbianchimento è proprio la fase
direi tra le più importanti nella maturazione del radicchio, perché è proprio dove cresce il cuore all'interno del radicchio. Questo è uno dei procedimenti dove si può, come dire, contrastare meglio il cambiamento climatico. Sì, diciamo che qui, in questa fase qui, noi produttori dobbiamo stare molto attenti e quindi monitorare ogni giorno la maturazione del radicchio, che quando è ben sviluppato al punto giusto bisogna tirarlo fuori dalle vasche, altrimenti rischiamo che vada in sovramaturazione. Questa è una cosa che comunque ogni anno succede. Quest'anno magari è stata un po' più incisa perché nel periodo ottobre-novembre le temperature erano un po' più elevate e quindi piuttosto di tenere il radicchio in imbianchimento per un 15 giorni, in 10 giorni già il prodotto era già maturo perché le temperature erano più elevate e quindi permetteva al radicchio di crescere più in fretta. Se rimane qui cosa succede? Se rimane qui diciamo che col tempo marcisce e quindi hai molto più scarto sul prodotto e arrivi ad avere un prodotto di più scarsa qualità, per cui diciamo la qualità alla fine della fiera la fa prevalentemente il produttore. Bene, adesso noi ci fermiamo con il nostro Renzo Gatto e poi parleremo proprio dello scarto. Oggi parliamo di pasta ai fagioli e radicchio da un punto di vista salutistico, perché è un piatto veramente completo dal punto di vista nutrizionale e che fa molto bene alla salute. Iniziamo dai fagioli. 100 grammi di fagioli secchi contengono circa 50 grammi di carboidrati. Questi carboidrati vengono assorbiti lentamente. Questo è importante perché danno un innalzamento della glicemia rallentata nel tempo e danno anche un senso di sazietà importante. Dopo contengono anche un 24 circa per cento di proteine. Proteine sono, diciamo, come quelle della carne. Ed è importante perché queste proteine vegetali praticamente sono senza grasso, senza colesterolo, cioè sono proteine che non danno problemi al fegato. Va anche precisato però che non sono proteine di alto valore qualitativo, che però vengono compensate quando abbiamo le proteine contenute nella pasta, per cui pasta e fagioli sono un alimento veramente molto importante. I fagioli comunque contengono anche della fibra, in particolare della fibra solubile. Perché sono importanti queste fibre solubili? Perché danno un effetto di miglioramento di quello che è il transito intestinale e poi fanno in modo anche che i glucidi, cioè i carboidrati, si assorbono lentamente. Se ci mettiamo anche del radicchio, in particolare il radicchio rosso, ecco che aggiungiamo una buona fonte di vitamina C, una buona quantità di sali minerali, una buona quantità anche di potassio, di magnesio, di fibra solubile e di antocianosidi che vanno a, come dire, rallentare l'invecchiamento. Termino con una curiosità. Pasta e fagioli con radicchio, ma anche più semplicemente una minestra di fagioli, sono considerati un piatto per poveri. Beh, ricordate che quando Caterina de' Medici andò in sposa a quello che poi divenne Enrico II re di Francia, si portò in dote, tra le tante cose preziose, anche un sacco di fagioli. Signor Ornella, da quanti anni pulisce il radicchio? Una ventina d'anni. Ormai sì. Com'è cambiato il tempo dai tempi da 20 anni fa, quando che già era ebrosa? È cambiato totalmente. All'epoca c'erano grandi brinate, adesso una, se va bene, quest'anno poi è da lasciar perdere. Christian, qui vediamo quanto scarto c'è. Quest'anno come sta andando? Quest'anno diciamo col cambiamento climatico è stato un po' più difficile, però siamo riusciti ad avere un'ottima qualità. Uno dei problemi che sorgevano nel corso del servizio era che alla fine non fa peso e quindi tutto questo lavoro non vale il guadagno. Ma diciamo che ogni anno può essere che la resa un po' varia. Quest'anno magari la resa etero può essere minore, anche se è abbastanza presto da capire perché manca ancora 3-4 mesi di lavorazione. Come si vede quando è nel pieno della maturazione? Allora, il radicchio si vede nella fase di imbianchimento, produce delle barbe che sono delle radici bianche e poi soprattutto si guarda il cespo e noi lo tocchiamo, sentiamo se il radicchio, premendo così, il radicchio si sente se è bello maturo, compatto e soprattutto poi si controlla anche la parte della foglia. La foglia deve essere bella bianca, non verde
e la parte rossa deve essere un rosso violaceo. Se comincia a essere un po' troppo rosata in questa parte qui, comincia ad essere un prodotto un po' troppo maturo, e quindi in quella fase lì siamo noi che dovremmo essere accorti a lavorare il radicchio nel momento della maturazione adeguata. La lunghezza è data un po' magari dal clima, che è stato un po' più caldo, però comunque raccogliendolo con la maturazione giusta in campo riusciamo ad avere comunque un prodotto certificato e di qualità. Grazie, adesso il nostro Diano Favaretto. Eccoci per una nuova puntata. Oggi trattiamo anche le piante da interno, le piante da appartamento, perché adesso che stiamo dismettendo i presepi, gli alberi di Natale, però dobbiamo prendere cura anche delle piante che abbiamo in casa. Sono piene di polvere, chiaramente. Il mio consiglio sarebbe quello di pulire le foglie, senza prodotti chimici, oleosi, uno spruzzino con dell'acqua, si bagnano, questa qui è una dracena, una spruzzatina leggera, vaporizzata, non che l'acqua corra giù, e poi passate con uno straccio e tirate via. Uno straccio umido, una mano che accompagna, vedete, una sotto e una sopra, eccola qua, vedete lo sporco, ecco qua. Abbiamo fatto la dracena, questo è un potus, anche questo pieno di polvere. Ci sono anche quelli con il sostegno, perché è un rampicante di muschio. E allora, sempre con l'irroratore, spruzzate anche sul palo di muschio in pratica, perché lì, essendo un rampicante, viene avvolto e ci sono le radici, quindi succhia, aiuta a mantenere la pianta bella e abbeverata per bene. Questa cosa si può fare 2 o 3 volte all'anno, anche di più se volete. È un toccasana per la pianta stessa, perché così respira. Un'altra cosa che vi raccomando però è quella anche di nutrirle. Potete dare una concimazione, ci sono dei prodotti liquidi che aggiungete a dell'acqua, ci sono, guardate il bugiardino, vi dice le dosi, e irrorate le piante, perché anche quelle hanno bisogno di essere nutrite. Mi raccomando, come sempre, abbiate cura delle vostre piante da interni, loro non vi chiedono nulla, vi chiedono solo di attenersi a qualche consiglio, di dargli da mangiare e pulirle. Fate un buon lavoro. E siamo arrivati in negozio, dove il radicchio viene esposto, quindi venduto, per chiedere a Cristian se alla fine tutto questo lavoro vale lo sforzo. Ma diciamo che per fortuna il consumatore capisce la qualità del prodotto e lo sforzo che c'è dietro, e quindi noi siamo molto soddisfatti, anche perché negli anni abbiamo visto che lavorando sulla qualità riusciamo ad ottenere ottimi risultati. Alla fine il costo fisico per voi è 3,50 € al chilo circa. Sì, diciamo che se tu vuoi produrre un prodotto di qualità seguendo tutte le fasi che abbiamo visto prima, al punto giusto arrivi ad ottenere un costo di produzione che siamo dai 3 euro e 3,50 € al chilo, e quindi sì, diciamo che il prezzo di vendita dovrebbe essere maggiore di quel costo lì. Il prodotto di seconda qualità può tornare all'interno invece delle piccole produzioni locali? Quel prodotto lì si può utilizzare per produrre dei trasformati del radicchio in agrodolci, in sottolio, una marmellata di radicchio come facciamo noi. A 29 anni hai fatto una scelta che è quella di intraprendere l'attività agricola. Vedendo queste situazioni qua, convinto di questa scelta? Noi abbiamo un'azienda di 30 ettari dove coltiviamo un po' tutte le colture orticole, però per scelta abbiamo portato avanti producendo radicchio e asparago, e ancora è il nostro cavallo di battaglia. Noi vediamo i risultati delle nostre fatiche, quindi per fortuna sì, la scelta è giusta. L'ultima domanda è la provocazione: ma secondo te questo radicchio diventerà radicchio di Belluno? Assolutamente no, il radicchio è di Treviso e rimarrà sempre di Treviso. I produttori che producono il seme, che stanno studiando delle varietà che comunque si adattano al clima, perché il clima sta cambiando, però anche il radicchio si può adattare tranquillamente. Grazie, è il momento delle previsioni con Giancarlo Iannicelli. Permane ormai su di noi, come da tante settimane, un'area di alte pressioni.
È evidente questo dalla carta del tempo, alta pressione che si va attenuando, però ha la forza sufficiente per mantenere ancora a nord delle Alpi i sistemi perturbati, quindi senza il passaggio su di noi di sistemi perturbati non abbiamo né la pioggia né tantomeno la neve sui rilievi. Però questo non vuol dire bel tempo, perché l'aria umida si infiltra un po' e soprattutto l'aria ristagnante si carica di umidità, di vapore, e quindi dà vita a foschie abbastanza estese che ci rendono invisibile la vista del cielo e tantomeno del sole, quindi questo è il tempo che ci aspetta per questo fine settimana. C'è da dire però da domenica sera l'alta pressione si indebolirà ulteriormente, questo lascerà passare parte dei sistemi perturbati, quindi ci saranno le prime piogge sparse non intense che però a carattere intermittente ci interesseranno per i primi giorni anche della prossima settimana. Poi a fine della prossima settimana avremo un miglioramento e poi grazie al passaggio quindi dei sistemi perturbati, come dire, i bassi strati dell'atmosfera si puliranno, avremo modo di vedere il sole. Per quanto riguarda le temperature, questa è un'anomalia che interessa direttamente il mondo agricolo, quindi perché temperature che permangono miti vanno diminuendo, però sono sempre al di sopra della media. Infatti sabato mattina un po' abbiamo un abbassamento più sensibile alle temperature, però poi già da domenica avremo un aumento di nuovo delle minime, 4, 5, 6 gradi, che sono sempre 5, 6 gradi, 7 gradi al di sopra della media. I valori medi in pianura 7, 9 gradi. Diciamo che nel corso della prossima settimana, soprattutto a fine settimana, grazie al cielo sereno, dovuto proprio al passaggio del sistema perturbato, no? Dopo le piogge arriva il sereno, quindi si abbassano le temperature durante la notte e avremo le prime gelate, quindi -1, -2 inizierà e poi probabilmente ci riporteremo in linea con quelle che sono le medie stagionali. Tanto i venti saranno deboli di direzione variabile, l'alto Adriatico è previsto poco mosso. È tutto. E le conclusioni le tiriamo con il presidente del Consorzio del Radicchio, Andrea Tosato. Presidente, come vedere il futuro? Ma comunque il futuro del radicchio io lo vedo positivo, perché abbiamo i nostri produttori, sono produttori che sono altamente professionali e quindi sanno precisamente cosa fare e come adattare i propri metodi di coltivazione al cambiamento climatico. Una cosa che può aiutare è un progetto che abbiamo voluto, adesso vi faccio vedere, che è legato alla produzione del seme. Noi abbiamo un grosso valore legato al mondo del radicchio di Treviso e variegato di Castelfranco, che è che il seme delle nostre piante viene autoprodotto dai nostri produttori. Quindi non ci sono multinazionali. Quindi non ci sono multinazionali dietro a quelli i nostri semi. Questo permette ai produttori di selezionare ogni anno il seme più giusto che vive il cambiamento climatico. Quindi mandando a seme questa pianta svilupperà un seme che normalmente seguirà il cambiamento climatico. Quindi un miglioramento qualitativo. Assolutamente sì, è un adattamento automatico visto questo sistema di produzione del seme. In più, come Consorzio del Radicchio abbiamo promosso un progetto che porterà a lavorare i nostri produttori con l'Università di Padova per creare delle piante autonomamente resistenti alle patologie e quindi poter rinunciare a determinati trattamenti fitosanitari perché le piante si difendano da sole. Questo è sia per la bontà del prodotto sia perché i produttori riescano a produrre in maniera più semplice e più sostenibile in campagna. Senta, in una battuta, facendo così il radicchio non va a Belluno. Il radicchio di Treviso e variegato di Castelfranco è un prodotto tipico e resterà assolutamente nelle zone di produzione perché i nostri produttori sono molto bravi a produrlo e sapranno sicuramente come cambiare il loro sistema di produzione e mantenere qui questo fantastico ortaggio. Grazie, si chiude qui questa puntata di Agricoltura Veneta. Abbiamo cercato di raccontarvi il radicchio, le difficoltà ma anche le prospettive. L'ultima parola la lasciamo al trattore, perché questa è la settimana del trattore, e a raccontarci il suo trattore Abramo Mason, e noi ci vediamo la prossima settimana. Sono Abramo Mason, concessionario trattori. Vi presento il mio Lamborghini.
La storia di Lamborghini è una storia entusiasmante perché è stato uno dei più grandi inventori e costruttori italiani. Questo in modo particolare ha avuto un'intuizione su questo modello che il mercato stava cambiando dai motori a scoppio ai motori diesel. Per questo lui ha fatto questa macchina col motore diesel che è stata un grande successo anche economico sotto un certo punto di vista. In particolare, durante il periodo 1952 con il governo Fanfani, il governo aveva stanziato 125 miliardi per la meccanizzazione agricola, il tasso del 3%. Il Ferruccio Lamborghini andava di casa in casa a vendere i suoi trattori e facendo queste pratiche per il finanziamento. È stato veramente un boom. I contadini e i clienti si erano anche innamorati di questo uomo perché le faceva tutto, diceva dammi il 25% e tutto il resto pensiamo noi. Era uno molto bravo da fare affari, oltre a fare le macchine. Il motore è un MVM, però Lamborghini è stato molto astuto, girando molto all'estero in Germania, pagando una piccola royalty, si è fatto il motore su licenza MVM. Quindi è un trattore totalmente italiano. È una macchina particolare, cofani rotondi, senza spigoli, cioè era molto avanti anche da un punto di vista estetico, no? Perciò mi sono innamorato perché lo cercavo da tanti anni. Abbiamo recuperato questo trattore in un'azienda agricola girando, l'avevamo visto sotto una tettoia e pian piano l'abbiamo restaurato pezzo per pezzo da un'officina, il nostro amico Ceron, che è uno specialista da restaurare trattori d'epoca. Io sono sempre stato anche innamorato delle auto Lamborghini, non ne sono mai permesse, perciò mi sono permesso un trattore. E adesso termino con un proverbio: siamo verso sera e il matto si dispera, perciò abbiamo finito.